Si sono riaperte le scuole anche ad Agrigento con le misure imposte anche dal governo centrale. I ragazzi ci sono andati dopo mesi e mesi di assenza, ma che ambienti hanno trovato, dottore Tuttolomondo? Con l'apertura delle scuole si apre un nuovo iter in cui già in fase iniziale vediamo che ci sono vari casi, sono casi quasi tutti di importazione, quindi praticamente sono persone che sono state diciamo così all'estero o che pure hanno fatto delle vacanze e poi sono ritornate contagiate. Quindi concettualmente ancora siamo in un periodo in cui il virus è presente tra di noi e ci sono delle misure da poter adottare perché è chiaro che il virus deve essere fermato. Ritenga che siano sufficienti queste misure imposte dal governo centrale? Tecnicamente le ho studiate e ho visto di sì, solo che poi nell'atto pratico bisogna fare in maniera tale che queste misure vengano a essere tutte contemplate. La mascherina è essenziale che gli alunni la tengano, è essenziale che la tengano prima di entrare a scuola, ma anche a scuola, pur avendo un distanziamento tra un banco e l'altro, è opportuno che la mascherina sia sempre a disposizione, perché l'alunno può avere anche la necessità di spostarsi o di andare in bagno e quindi la mascherina deve essere sempre a sua disposizione per poter essere usata in questi tragitti, così come anche all'entrata, così come anche all'uscita dalla scuola. Ma è importante anche il concetto del genitore dell'alunno stesso, la quale deve essere sempre premuroso perché la mattina appena si alza, prima di uscire da casa, deve misurare al bambino la temperatura. È importante questo perché già si sa come sono le condizioni cliniche dell'alunno prima di uscire da scuola e se ci sono problemi già subito la mamma può prendere gli opportuni provvedimenti. Quindi anche questo dato centrale della figura genitoriale che si fa carico anche quota parte della salute del bambino è importante in questo contesto. Quindi c'è una quota parte che va alla scuola in cui ci deve avere un certo distanziamento tra un banco e l'altro, quota parte anche del personale docente che anch'essa deve usare la mascherina e avere una distanza opportuna con gli alunni che vi sono all'interno dell'aula. E una quota parte va anche ai genitori che devono misurare la temperatura e farsi carico di questo contesto. Penso che tutto nel complesso possa funzionare se in termini pratici venga a essere applicato. Dottore Tuttolomondo, che consigli possiamo dare ulteriormente sia agli insegnanti che agli stessi alunni? Esatto, allora i docenti devono vigilare. È importante che i docenti vigilino sullo stato di salute degli alunni che c'hanno in classe e anche mettano in atto queste diciamo così, soluzioni che sono ottimali se ben applicate. Quindi il docente si trova anch'esso a essere responsabilizzato in questo contesto in maniera tale che queste opportunità vi siano tutte e poi vengono a essere conglobate in un unico fine che è la salute degli alunni stessi. Per quanto riguarda i genitori, ripeto e dico, è importantissimo che i genitori si facciano carico anch'essi dello stato di salute degli alunni, dei loro bambini e che quindi misurano la temperatura sempre ogni mattina e che vigilano proprio ogni giorno, giornalmente sul loro stato di salute. Penso che questo già potrebbe bastare per fare in maniera tale che la salute, diciamo così, sociale venga a essere, diciamo così, equilibrata nell'arco del tempo.